Abbiamo anche dei cotti al naturale, dei cotti al vapore che sono presentati sia nella forma semplice senza niente, altre 2 versioni alle erbe e una marinata agli agrumi molto buona. Le guance di trota, è quasi una provocazione all'inizio per far capire che la trota non è solo la trota alla griglia, ma è un qualcosa di più che può confrontarsi alla pari con qualsiasi altro prodotto, se lavorato in un certo modo e se la materia prima è assolutamente di qualità. Direttore Di Giovanni, l'agenzia FVG gioca sempre più un ruolo fondamentale nel promuovere il turismo del Friuli Venezia Giulia. Qui coroniamo il tutto con questo BAI che forse è l'appuntamento strategico più importante dell'anno. Beh sì, BAI FVG che è la borsa del turismo che si svolge nella nostra regione, è alla sua seconda edizione. Dopo l'anno scorso abbiamo fatto una prova, era un anno zero, volevamo vedere come andava, invitando appunto buyer e seller e giornalisti in regione, e per cui dopo i successi che ha avuto l'edizione passata abbiamo deciso di ripeterla anche quest'anno, e poi anzi la vorremmo riuscire a poter fare anche negli anni a venire. E anche questa edizione sta andando molto bene, abbiamo circa 110 buyer, un centinaio di seller, oltre 50 giornalisti provenienti da 19 paesi, 18 europei più gli Stati Uniti, per cui insomma mi sembra che la risposta in termini numerici e di qualità delle persone che si sono presentate è stata molto elevata. Sono stati realizzati 14 itinerari diversi in funzione appunto delle richieste che c'erano state fatte dai buyer, per cui si è spaziata tutta quanta la regione in questi 2 giorni, per esempio il nostro mare, la nostra montagna, le città d'arte, percorsi enogastronomici naturalmente, per cui hanno potuto i nostri ospiti scegliere questi percorsi e poterli fare. Oggi appunto c'è la conclusione proprio qui in stazione marittima a Trieste, con il momento per noi più importante, perché è il momento di business vero e proprio, è il momento dell'incontro tra i buyer e tra i seller, per cui dove i nostri seller hanno l'opportunità e l'occasione di poter illustrare bene le proposte commerciali e far sì che la nostra regione diventi sempre più una meta da un punto di vista internazionale. Eccoci con Antonella Russo e Tatiana Famiglio. Loro sono qui a rappresentare un po' tutta la magnifica organizzazione che ha praticamente gestito e retto questo magnifico BAI 2010. Antonella, tu hai seguito i tour operator, ovviamente fondamentali per il turismo proprio di questa regione. Com'è andata e si sono trovati bene? Sì, si sono trovati benissimo, noi siamo molto felici della loro reazione. Abbiamo in questo momento qui al workshop circa 110 tour operator che provengono tra l'altro da tutti i paesi del mondo, principalmente dall'Europa, e molti di loro non conoscevano il Friuli Venezia Giulia precedentemente. Questa è stata un'occasione straordinaria proprio per fare vedere loro quello che abbiamo di speciale da offrire, che è tantissimo. E la cosa più bella per noi, che abbiamo lavorato tanto per questo evento, è che loro l'hanno scoperto, l'hanno capito e sono entusiasti. Tatiana, a te invece l'arduo compito di scorazzare i giornalisti. Sappiamo che i giornalisti sono sicuramente importanti, ma sono anche un po' difficili, perché sai, poi sono un po' critici e arrivano qui aspettandosi magari di trovare grandi sorprese. Ma devo dire che sono rimasti soddisfatti, infatti abbiamo avuto quasi 40 giornalisti provenienti dall'Italia, ma anche dalla Germania, dall'Austria, dall'Inghilterra, dai paesi scandinavi e dalla Repubblica Ceca, e devo dire che il riscontro è stato molto positivo. In questi giorni hanno seguito 5 itinerari, uno dedicato al golf, uno alla montagna, uno al mare, alla laguna, uno alla cultura, per non mancare assolutamente quello dedicato all'enogastronomia. Quindi percorrendo il territorio da ovest a est hanno avuto modo di conoscere cantine, produttori, ristoratori, le eccellenze enogastronomiche appunto di tutto il territorio regionale, e devo dire che sono rimasti molto contenti, con le pance piene e felici di aver conosciuto la nostra realtà, che è unica.
Guerrino Lanci, presidente della Promo Trieste, insomma Trieste ospita immancabilmente questa conclusione del BAI che si è rivelato straordinariamente interessante. Sì, siamo felici di ospitare la giornata conclusiva del BAI perché vuol dire che Trieste viene riconosciuto quello che è il polo MAIS, ovvero sia congressuale del territorio. Città che peraltro continua a crescere grazie agli sforzi congiunti che ci sono stati da parte della Turismo FVG, da parte dei consorzi privati e da parte delle altre istituzioni che hanno creduto nel turismo. Turismo che per nostra fortuna continua a essere un volano importantissimo per la nostra regione. BAI pieno di gente, pieno di operatori, con persone che al momento sono seduti nei tavoli attorno a noi a concludere affari, si spera i più buoni possibili. Indubbiamente un qualcosa di positivo per la nostra area, come Trieste, ma per la regione intera. Vicepresidente Ciriani, insomma sicuramente questo BAI è stato un evento che ha destato parecchio interesse ma soprattutto ha catalizzato attenzione portando qui molti operatori ma anche molti giornalisti. Non smettiamo mai di sottolineare il fatto che il turismo rappresenta una parte importante del PIL anche della nostra regione oltre che dell'Italia e dobbiamo puntare ancora di più con più forza e con più investimenti perché questo è un tesoro da scoprire che può dare grandi soddisfazioni anche dal punto di vista economico. L'anno scorso abbiamo lanciato il numero 0 di questo BAI FVG, cioè della prima borsa del turismo. Quest'anno abbiamo fatto con più impegno, partendo con un largo anticipo. Il risultato è molto soddisfacente perché abbiamo avuto quasi 200 tra venditori e acquirenti del prodotto turistico Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto operatori da tutta Europa, da 21 paesi. Abbiamo avuto 50 giornalisti specializzati che sono venuti da ogni parte d'Europa per conoscere la nostra terra, il nostro territorio. Il Friuli Venezia Giulia va scoperto. La nostra scommessa è stata quella non solo di portare la nostra immagine con le fiere, con i mercati, con la produzione audiovisiva, con le guide o con le nostre pubblicità all'estero, ma portare qui gli operatori, farli conoscere la nostra terra, farli scoprire, fargliela apprezzare. Non c'è niente di meglio che fare l'esperienza del Friuli Venezia Giulia per convincere un operatore turistico a vendere il nostro prodotto o a comprare il nostro prodotto. Il risultato, ripeto, è molto positivo, siamo molto contenti, questo è un investimento sul Friuli Venezia Giulia, sul nostro turismo, sulla nostra economia. Assessore Seganti, sicuramente il turismo è una delle armi più vincenti che questa regione può avere, ma soprattutto una delle armi che potenzialmente può dare più ritorno anche economico. Assolutamente sì, è ovvio che il settore del turismo è per definizione un settore non delocalizzabile che quindi deve crescere e prosperare nella nostra regione, una regione che ha grandi potenzialità in termini di differenze, di diversità, dalla montagna alla laguna, dal Coglio alla Mitteleuropa fino a tutte le esperienze della nostra costa che sicuramente è particolarmente bella e variegata, dalle falesie di Duino alle spiagge dorate di Grado e Lignano. È una regione che ha tante piccole città, città d'arte, che devo dire in maniera anche lungimirante questa regione ha investito in termini di recupero storico, architettonico, di riqualificazione urbana, di arredo urbano, facendo tanti piccoli paesi e cittadine veramente dei gioiellini in termini sia di passeggiata all'interno del centro storico, ma con tante anche offerte culturali, museali ed enogastronomiche. Comandante Marco Lant, comandante delle Frecce Tricolori, comandante di un orgoglio, non potevate mancare ovviamente a un evento come il BAI, a chiusura anche di una stagione straordinaria. A chiusura, a coronamento di una stagione, questa per noi oggi è la giornata di fine stagione ufficiale, una stagione che è andata alla grande, benissimo. E con l'evento di questa sera vogliamo suggellare proprio la collaborazione che c'è stata con la Regione nella gestione della nostra 2 giorni, che è diventata una 2 giorni un po' di tutto il Friuli Venezia Giulia. L'11 e il 12 settembre la celebrazione per i 50 anni delle Frecce Tricolori. Marco, voi rappresentate ovviamente tutta l'Italia, siete anzi forse la vera nazionale internazionale dell'Italia, però insomma avete base in Friuli Venezia Giulia, un po' questa regione un po' più nel cuore c'è forse. Rivolto è stata la casa delle Frecce Tricolori fin dalla loro origine. L'acrobazia collettiva nasce in Italia proprio sull'aeroporto di Gorizia nei lontani anni 20, dunque questa regione è indissolubilmente legata al concetto di volo acrobatico in formazione.
ritengo sia giusto che continui questo connubio con la regione Friuli Venezia Giulia, con la sua gente che ospita le Frecce Tricolori e che ha creato ormai con questa pattuglia un legame unico e indissolubile. Beh, allora Marco, se con oggi chiudete, suggellate questa annata storica, noi con Marco, con le Frecce Tricolori, con uno scenario spettacolare da Trieste, chiudiamo questo nostro servizio del BAI 2010 e vi diamo appuntamento come sempre alla prossima puntata.